Non vi ho ancora detto nulla sulla location. Siamo niente poco di meno che sulle rive. Rive Nazario Sauro, tra la stazione marittima ed il Pinguino. Una zona enorme, bellissima e sul mare. Eccoci qua con un'altra delle 16 finaliste di Miss Topolini. Lei è Maria Carmela Sulfrizzo. Quanti anni hai? 21. Sei di Udine? Sì. Che cosa studi o cosa fai nella vita? Studio Scienze della Formazione Primaria all'Università di Udine per insegnare all'asilo e alle elementari. Ah, quindi hai già anche un sogno nel cassetto? E tra quanto speri che si realizzi? Beh, diciamo che il mio sogno nel cassetto sarebbe fare la modella e dopo che ho avuto una vita intensa e bellissima, fare la maestra d'asilo. Molto bene. E ti piacerebbe rimanere qua a Udine oppure per te è indifferente cambieresti anche città? Beh, mi piacerebbe rimanere qua a Udine, però mi piace viaggiare, quindi posso comunque andare in altri posti, viaggiare. Non avresti problemi a cambiare. E invece per quanto riguarda il tuo tempo libero che cosa fai? Studi, suoni? Nel tempo libero studio e suono l'arpa, faccio parte di un'orchestra chiamata Il Ventaglio d'Arpe. Molto interessante. Da quant'è che suoni? Suono da circa 12 anni, infatti mi sono diplomata in arpa 2 anni fa al Conservatorio di Udine. Complimentoni. E per quanto riguarda appunto questa tua passione, fate anche dei concerti o ti limiti semplicemente a studiare e quindi ad esercitare la tua passione? Facciamo dei concerti, li facciamo qua in Friuli, anche in tutta Italia, abbiamo suonato ad Assisi, alla Città del Vaticano e anche in Croazia. Caspita, una vita davvero piena, ancora complimenti, ma mi pare di capire quindi che non suoni da sola, ma è tutto un gruppo, quindi tutti gli altri strumenti che suonano insieme a te? Sì, suoniamo, siamo di solito più di 20 arpe e suoniamo tutti insieme. Ah, solo arpe? Solo arpe. Interessante. Oltre all'arpa fai qualcos'altro nel tuo tempo libero? Non so, magari con gli amici, se vai al cinema, cioè se sei andata a concerti? Nel tempo libero mi piace girare per Udine e andare in discoteca con le mie amiche e inoltre mi piace stare col mio ragazzo, uscire, andare al cinema. Da quanto tempo è che sei fidanzata? 3 anni. E procede tutto quanto molto bene? Sì, tutto bene. Ti riempie di sorprese? Sì, dai, sì. Puoi essere contenta, dici? Sì. Con te vedo che ci sono anche delle amiche, sentiamo come si chiamano. Ciao, sono Federica. Ciao, sono Giulia. Allora Giulia, iniziamo con te. Tu e Maria Carmela, come vi siete conosciute e come è nata la vostra amicizia? Maria Carmela è una mia compagna di corso, ci siamo conosciute 2 anni fa, adesso a settembre inizieremo il 3° anno insieme. In realtà ci siamo conosciute bene solo l'anno scorso, abbiamo iniziato oltre al rapporto universitario anche ad uscire insieme, andare a ballare insieme e la nostra amicizia si sta fortificando di tempo in tempo perché è una ragazza fantastica, penserete che sono di parte però è veramente così. E l'estate la stiamo passando più o meno insieme e spero che questo anno che arriva sia ancora bello come l'anno scorso, ecco. Insieme, oltre il tempo nello studio, avete passato anche tempo in ferie, in giro? In ferie purtroppo non siamo ancora andate e per quest'estate ancora non faremo ferie, ma spero che il prossimo anno una vacanza insieme la faremo. Ci teniamo in contatto per gli studi o per andare qualche giorno al mare insieme, ma per ora purtroppo niente di più perché ovviamente ognuno ha la sua vita e numerosi impegni. Esattamente. Per quanto riguarda il concorso di Miss Topolini, sei contenta che si sia iscritta? Te l'aspettavi questa iscrizione? No, non me l'aspettavo, anche se spero veramente che lei possa raggiungere quello che vuole perché le auguro il meglio, perché è una persona che è onesta e quindi se arriva alle cose arriva in modo determinato ma in modo onesto e sincero. E oltre a tutti questi belli aggettivi che ci piace sentire, riusciresti a dare anche un difetto per descrivere Maria Carmela? Se devo proprio trovarle un difetto, posso dire che è troppo buona in certe cose, dovrebbe essere un po' più determinata come lo è per altre, comunque in realtà non posso trovare un particolare difetto. Take the top off and who knows what you might find. Won't confess. Ora passiamo a conoscere invece l'altra amica di Maria Carmela. Anche per te la stessa domanda, come vi siete conosciute e come è nata la vostra amicizia? Allora, noi ci siamo conosciute circa 3 anni fa perché i nostri morosi sono amici e da lì anche noi abbiamo... Quindi anche per te c'è una storia lunga d'amore? Sì, ormai anch'io quasi 3 anni con il mio ragazzo
E niente, ci siamo conosciute una volta perché avevamo organizzato un concertino per noi e... Anche tu suoni? No, i nostri morosi avevano preparato un concerto per noi e noi siamo andati a vederlo e ci siamo conosciute lì. L'ho trovata subito molto simpatica, molto disponibile, una bravissima persona e è una mia carissima amica. Quindi avete molte occasioni nel tempo libero per vedervi, per uscire insieme. Anche per te le classiche domande. Un difetto che potresti dire che ha Carmela? Anche se vedo che è difficile trovare difetti. No, uno ce l'ha piccolissimo però, è ritardataria. Negli appuntamenti ha sempre 10 minuti di ritardo, ma... Quindi giustamente voi date gli appuntamenti 10 minuti prima, Esatto. come è tipico. E invece per quanto riguarda il concorso di Miss Topolini, te l'aspettavi che si iscrivesse? Ah, me ne aveva già parlato, perciò sì, me lo aspettavo. E sinceramente spero il meglio per lei, le auguro di passare e di vincerlo. Ti vedremo alla finale? Sì, ovvio. Bene. Allora ti chiedo di farle un in bocca al lupo e un saluto. Va bene. Allora, spero tantissimo che tu passi e un bocca al lupo anche alle altre. Grazie mille, anche per te. Vieni vicino, fai un in bocca al lupo e un saluto a Maria Carmela. Tantissimi auguri alla mia amica Maria Carmela, spero che veramente lei sia felice qualunque cosa succede, perché purtroppo non è detto che vinca, ma spero veramente che lei comunque sia felice. E ciao Maria, ti voglio tantissimo bene. Perfetto, ringraziamo tantissimo le amiche e Maria Carmela. Un bacione. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreement.